Dengue è una arbovirosi, cioè una malattia trasmessa da degli artropodi, quindi dalle zanzare sostanzialmente, così come alcune delle patologie infettive che già sono presenti sul nostro territorio. Parlo ad esempio del West Nile. Sono delle patologie cosiddette un tempo di importazione, che si trovavano in aree calde, tropicali, tra virgolette, e che oggi con il cambiamento, il mutamento del clima chiaramente si avvicinano a noi. L'aumento della temperatura consente non soltanto l'aumento della capacità anche replicativa di questi virus, ma soprattutto la crescita di quello che lei giustamente diceva, cioè dei vettori, quindi delle zanzare. È chiaro che ci sono delle zanzare più efficaci, più efficienti nella trasmissione di questi virus, altre un po' meno. Noi abbiamo una zanzara che ha imparato ad adattarsi piuttosto bene nel trasporto di questi virus, che è la cosiddetta zanzara tigre, che sappiamo essere ampiamente diffusa su tutto il territorio italiano ma anche europeo, ed è una zanzara non eccellente dal punto di vista della trasmissione, ma sicuramente molto attiva, molto diffusa. Questo fa sì che possa trasportare con una certa facilità quei virus che eventualmente appunto giungano nel nostro territorio e possano essere assorbiti attraverso il morso della zanzara stessa, per poi poter essere diffusi attraverso morsi successivi della zanzara, appunto che si nutre del nostro sangue, del sangue umano, da una persona all'altra. Quindi diciamo che il vettore fondamentale è la zanzara. Nella nostra area sicuramente la zanzara tigre è uno dei vettori più quotati, ecco, come possibile diffusione. In questo momento noi abbiamo una epidemia importante di dengue in tutto il continente sudamericano. Già da alcuni anni abbiamo di queste epidemie ricorrenti, era una caratteristica del dengue storica, e certamente in questo momento tutta l'America del Sud, ma anche gli stati del sud degli Stati Uniti, il Messico, sono investiti da un'epidemia estremamente importante. Qual è il rischio? Sicuramente dal punto di vista dell'aumento della temperatura favorisce lo sviluppo delle zanzare, l'abbiamo detto, l'avvicinamento delle zanzare alle aree urbane, perché le aree urbane sono quelle più umide, mentre l'esterno diventa sempre via via più secco, più arido, ma soprattutto sono i viaggi da queste aree, e non sono i cosiddetti viaggi della speranza, cioè le migrazioni, quanto piuttosto i viaggi rapidi, ovvero sia i viaggi in aereo, che avvicinano le persone dalle aree a rischio, quindi in questo momento soprattutto Sud America e il sud-est asiatico, all'Europa. Ed è chiaro che tanto maggiore è il numero di viaggiatori internazionali, tanto maggiore è il rischio che questi viaggiatori internazionali, recandosi in aree a rischio, ritornino con delle manifestazioni iniziali di dengue, quindi trasportino il virus anche nella nostra area, e che questo virus possa incontrare delle zanzare capaci di trasportarlo anche all'uomo. È caratteristica un po' di tutti questi virus, ecco, questa gradazione di capacità espressiva. Diciamo che si può andare da delle forme totalmente asintomatiche, oltre il 50% dei casi l'infezione è totalmente asintomatica, vale a dire il virus penetra attraverso il morso dell'insetto all'interno del mio corpo, reagisco con produzione di anticorpi, ma sostanzialmente non ho nessun tipo di manifestazione. Si ha poi una forma febbrile, banale, simile ad una forma da raffreddamento, eventualmente correlata anche alla comparsa di un eritema, di un esantema sul corpo, quindi un arrossamento diffuso. Oppure si può giungere a delle forme più importanti, che sono quelle che hanno dato il nome di dengue, vale a dire questo quadro di bastonatura, di dolori articolari, muscolari molto intensi, che possono perdurare per alcuni giorni e che chiaramente fanno perdere parecchi giorni di attività lavorativa, possono far perdere giorni di attività scolastica, e quindi richiedono magari un riposo a letto prolungato per qualche giorno, proprio per cercare di superare questa fase. Nella fase più grave si possono avere delle manifestazioni emorragiche, e quindi con uno stravaso di liquidi all'esterno dei capillari, quindi una perdita di proteine e anche le fasi terminali dei sanguinamenti. Chiaramente questo non accade, nella stragrande maggioranza dei casi queste forme più gravi non accadono nella prima infezione, ma nelle reinfezioni. Questo perché il dengue ha 4 forme antigeniche, cioè ci sono 4 tipi diversi di dengue che vengono numerati dall'1 al 4. Se io mi infetto con uno di questi virus, ad esempio il genotipo 1, sviluppo degli anticorpi che sono in grado di neutralizzare il tipo 1, ma che invece nei confronti del genotipo 2, 3 e 4 hanno un effetto quasi protettivo, cioè favoriscono l'ingresso di questi altri genotipi all'interno del nostro sistema immunitario, lo bloccano sostanzialmente e facilitano la penetrazione del virus nell'organismo. Quindi
in linea di massima il rischio è maggiore, tanto più frequente, tanto maggiore il numero di persone infettate, dove all'interno di questa grande massa di persone infettate ci possono essere più ceppi presenti contemporaneamente e quindi le infezioni incrociate sono molto elevate. Una questione particolare riguarda i bambini. Nei bambini, soprattutto nel sud-est asiatico, si è visto che indipendentemente dalla prima, seconda o terza reinfezione il quadro emorragico è più frequente. Direi che il nostro Ministero della Salute si è ampiamente già attrezzato in questo senso, facendo delle raccomandazioni ai viaggiatori internazionali, ma più che ai viaggiatori in questo momento ai vettori internazionali, vale a dire le compagnie aeree, le compagnie di trasporto, ecco, quindi una particolare attenzione a quei vettori che provengono da aree a rischio. Ad esempio un aereo che proviene dal Brasile in questo momento chiaramente viene, come dire, trattato alla partenza con degli insetticidi che possono ridurre o annullare del tutto la presenza di vettori all'interno dell'aeromobile. Il controllo delle merci, ma direi che quello che noi possiamo fare sostanzialmente sono delle piccole attenzioni ma che sono fondamentali, vale a dire queste zanzare, lo sappiamo bene, la zanzara tigre vive all'interno dei nostri tombini e per questo poi ci sono dei trattamenti periodici fatti dai comuni proprio per evitare questa enorme crescita di zanzare, ma ci sono piccole attenzioni che sono ad esempio l'utilizzo dei sottovasi, cioè durante un periodo caldo a rischio in cui si venga a sapere che c'è una certa diffusione di dengue, fondamentale ad esempio svuotare i nostri sottovaso, non lasciare quindi questa umidità residua al loro interno, perché in quest'acque residue, in quest'acque calme, ad esempio nei contenitori per acque nei giardini, ecco, per irrorare i giardini eccetera, ci possono essere queste zanzare che sono delle ottime vettrici e che quindi possono fungere da trasporto del virus eventualmente presente sul territorio. L'altra cosa da fare è al rientro dai viaggi, soprattutto in aree di endemia, quindi tutta la Sud America in questo momento, sud-est asiatico, e bisognerà poi seguire eventualmente lo sviluppo di queste epidemie anche in paesi africani eccetera, segnalare al momento del rientro se una persona non si sente in forma, non si sente bene, ha una febbre elevata, dolori muscolari intensi o eventualmente piccole emorragie, presentarsi ai sanitari, al medico di base o al pronto soccorso, fare presente che si è affrontato recentemente questo viaggio in aree a rischio e ci sono degli ottimi test possibili da eseguire che possono essere eseguiti appunto con un semplice prelievo di sangue, poi inviati in questo momento prima a Treviso alla nostra microbiologia, la quale fa un primo test di screening molto rapido e semplice, e successivamente un approfondimento che verrà inviato poi a Padova per capire se si tratta del genotipo 1, 2 e 3 e quindi di conferma. È importante ricordare sempre al medico questo viaggio, perché chiaramente non è automatico che una febbre con un banale mal di testa, con un lieve eritema possa essere scambiato per qualsiasi altro tipo di patologia non correlabile in questo caso ad un viaggio.